cosa significano per voi come azienda? Cosa vuol dire tagliare che cosa? Vengono tagliati i corrispettivi e non ci permettono assolutamente di garantire il servizio per quest'anno. Oltre a questo taglio importante, ho calcolato che nella mia azienda abbiamo un'inflazione reale dell'11,2%, dovuto ad aumento dei costi del gasolio, aumento dei costi delle assicurazioni e di tante altre cose. E senza questi trasferimenti della regione vuol dire diminuire il servizio? Il taglio dei servizi già ci stiamo lavorando, il problema è che dovremo veramente mettere mano anche al taglio del personale e quindi a seri licenziamenti. E corrispondentemente a tagliare le corse per i giovani? No, assolutamente le corse Me lo puoi dire vengono tutto di tagliate. seguito in maniera che non ti interrompo continuamente? Che cosa vuol dire questo taglio in bilancio per voi come azienda? Vuol dire taglio dei servizi, taglio delle corse, minori servizi per i nostri giovani e per tutti gli utenti della provincia di Vicenza. Questo comporterà un aumento dei costi anche per gli abbonamenti? Assolutamente, l'altra leva è quella del costo degli abbonamenti e del costo dei biglietti. Quindi cambierà la mobilità a Vicenza se andiamo in questa strada, perché la gente non prenderà più l'autobus, non ci saranno più. Infatti potrà esserci una riduzione dei servizi e una riduzione anche dell'utenza e quindi anche il trasporto pubblico non avrà più quella sua funzione importante che da sempre ha avuto nella nostra regione Veneto. Grazie.